Questo istiga violenza. No, non mi ricordo questo qua. No, io non istigo violenza. La violenza la fate voi con i vostri titoli, dandomi del fascista, del nazista, e invece ci dovreste ringraziare, perché se il nazismo e il fascismo non c'è ancora in Italia, mentre c'è in Ungheria, c'è in Grecia, c'è in Francia, c'è in Olanda, c'è in Finlandia, lo dovete perché c'è un movimento 5 Stelle che è talmente violento che ha portato 10 milioni di italiani alle votazioni. Non siamo andati nelle piazze a spaccare tutto, siamo andati nelle piazze a prendere delle firme, a presentarci alle elezioni e essere regolarmente eletti. È questo, e siamo la vostra, non la sua, ma siamo l'assicurazione sulla vita di questi politici, invece di darci dei nazisti. Nazista, mi sono sentito dare di tu. E allora, ripeto, Vespa parla a una clientela così, di gente un po' spaventata. Io capisco che uno di 70 anni, magari con la doppia casa, c'ha una pensioncina che gli permette di galleggiare, ha paura di cambiare lo status quo. Perché dovrebbe votare uno che grida, che dice parolacce? Lui sta lì, in fondo galleggia, i prezzi sono bassi, i voli sono low cost, vive. Questa è la nostra Italia. Metà Italia è sott'acqua, l'altra metà pensionati e dipendenti pubblici sopravvivono. Perché dovrebbero cambiare tutto? Cambierà tutto quando non arriverà più la pensione e non arriverà più lo stipendio pubblico. E sì, ci siamo. Noi la nostra bolla la bolla a cui siamo seduti in queste banche che stampano soldi dal nulla, che creano soldi, che creano spread,